Partirà tra pochi giorni il processo all'ex assessore all'ambiente del Veneto Giancarlo Conta. A costituirsi parte civile nel processo a suo carico 5 comuni e le rispettive province. E ce ne parla nel servizio Alice Cavicchioli. Tra pochi giorni prenderà il via a Venezia il processo contro l'ex assessore regionale all'ambiente, il veronese Giancarlo Conta, indagato per omissioni in atti d'ufficio per non aver impedito, a fronte di una situazione di diffusa emergenza smog nel corso degli anni dal 2005 al 2010, il superamento dei limiti annuali di concentrazione delle polveri sottili, il famoso PM10. Oltre a WWF, Legambiente e ADUC, 5 cittadini, su iniziativa di Veneto Radicale, hanno chiesto al giudice Roberta Marchiori di potersi costituire parte civile in sostituzione delle amministrazioni comunali e provinciali di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza. La legge infatti consente a ciascun elettore di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. A Giancarlo Conta, attualmente consigliere regionale in quota PDL, la Procura della Repubblica di Venezia contesta diverse omissioni nella lotta allo smog durante la sua attività come assessore all'ecologia, nonostante il superamento sistematico, ben oltre le 35 volte all'anno, del valore limite giornaliero per l'inquinante PM10, fissato con decreto dal Ministero dell'Ambiente in 50 microgrammi per metro cubo. Tali superamenti avrebbero imposto interventi immediati e decisi, che secondo l'accusa non sarebbero stati pianificati e adottati.